oggi siamo qui a Cavallino Treporti al ristorante Ragno d'Oro con il titolare Walter. Come mai questo nome? Niente, siccome appunto abbiamo voluto semplicemente rispolverare il vecchio nome del ristorante che in passato ha conosciuto tempi veramente d'oro, e quindi abbiamo ripreso il nome vecchio per riportarlo ai fasti di una volta. Cosa ci prepara oggi Walter? Faremo dei tagliolini con le canocce e le castraure. Che ingredienti abbiamo? Allora, abbiamo dell'olio extravergine d'oliva, dello scalogno, dell'aglio, il peperoncino e il prezzemolo, naturalmente dei tagliolini. Poi abbiamo gli ingredienti principali che sono le castraure e le canocce. Allora, la canoccia è naturalmente la cicala di mare, che è un crostaceo che vive nei nostri mari ed è ottima anche cruda da mangiare. Invece la castraura è originaria dell'isola di Sant'Erasmo e è caratteristica perché è il primo frutto prodotto dalla pianta che, una volta reciso, permette lo sviluppo degli altri carciofi laterali. Bene, passiamo in cucina con Roberto, che è il nostro cuoco di oggi. Come prima cosa facciamo sbollentare le canocce, bastano 3 minuti in acqua salata e sono pronte. Passiamo ora a pulire le castraure. Togliamo le brate esterne, quelle leggermente un po' più dure, e teniamo il cuore. Ripuliamo il gambo e così abbiamo la castraura pulita. Adesso le tagliamo finemente. Per fare questa operazione consiglio di bagnare le mani con del succo di limone, in quanto il carciofo rilascia il suo colore che andrebbe a sporcare le mani. Togliamo le canocce dall'acqua, le adagiamo su un piatto per poi ripulirle. Si taglia la coda e, tirando leggermente, la parte superiore del guscio viene via. Prendiamo una padella antiaderente con un filo d'olio extravergine. Mettiamo a soffriggere uno spicchio d'aglio che poi toglieremo, uno scalogno tritato, lasciamo rosolare un attimino e a questo punto aggiungiamo le castraure tagliate sottili e le facciamo stufare. Le saltiamo leggermente, appena saranno dorate aggiungiamo la polpa delle canocce, un po' di vino bianco. Nel frattempo mettiamo in acqua salata i tagliolini, 3 minuti di cottura e i tagliolini saranno pronti da aggiungere al sugo. Andiamo a friggere le castraure tagliate a pezzettini, precedentemente impanate in farina, che serviranno poi per la decorazione del piatto. Sono già pronte. Le mettiamo ad asciugare. I tagliolini sono pronti, li scoliamo dall'acqua e li aggiungiamo al sugo. Un goccio d'acqua di cottura e andiamo a spadellare. Togliamo dal sugo le canocce intere, le adagiamo su un piatto e nel frattempo continuiamo a saltare la pasta. Aggiungiamo un po' di prezzemolo, un filo d'olio, facciamo saltare. Andiamo a questo punto ad impiattare, rotoliamo a formare una specie di nido. Prendiamo le castraure precedentemente fritte, le mettiamo sopra come decorazione e il piatto è pronto. Che vino abbiniamo, Walter, a questi splendidi piatti? Data la consistenza del gusto amarognolo del carciofo, io abbinerei un Franciacorta Brut, le franzine, e quindi un vino bianco frizzante che aiuta a ripulire il palato dai tannini del carciofo. Facciamo un brindisi a tutti i telespettatori e auguriamo a tutti un buon pranzo. Cin cin. Sì.